I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Circo delle Varietà fu uno dei primi e più importanti teatri di varietà di Napoli, nel quale si svolsero piacevoli spettacoli e si combatterono le più grandi battaglie per la canzone napoletana. In origine non era altro che un curioso edificio circolare, chiamato Il Panorama, costruito in via Chiatamone, vis-à-vis al più moderno tunnel delle Vittorie, dell'ingegner Fontana. Fu costruito nel 1880 per conto di un gruppo di finanziatori francesi. L'ampio stabilimento offriva al pubblico grandi panorami fedelmente riprodotti e resi più impressionanti e simili al vero da una combinazione di specchi e di lenti. Inaugurato con lo spettacolo Pompei, la novità non incontrò il favore del pubblico. A distanza di un anno, il panorama fu ceduto alla ditta Miccio e vi installò il suo più noto emporio. Ma neanche i magazzini Miccio ebbero fortuna al Chiatamone. E così, nel 1886, un gruppo di uomini di teatro lo prese in fitto per 10 anni e lo trasformò in un elegante teatro, il Circo delle Varietà. La fabbrica comprendeva un'accogliente sala con decorazioni in bianco e oro, poltrone in velluto rosso e tavolini da caffè. Inoltre, salette da gioco, sale da lettura, un ristorante e un separé. Divenne rapidamente un locale alla moda. Sul suo palcoscenico vi passarono le più importanti vedette internazionali, tra queste Armande Darry, la quale mandò in visibilio tutta Napoli quando per la prima volta cantò A Francese, scritta per lei da Mario Costa. Fu la pedana di lancio per canzoni di Di Giacomo e Costa, Gambardella e Califano, di Capo e Russo, di Chiara e Capurro. Nel 1896, con la morte del proprietario l'onorevole Billi, nella gestione subentrò l'impresa Giuseppone e poi quella di Gustavo Sterra. Nel 1903 subentrò Ciro Scognamiglio, il quale modificò la sala aggiungendo un'altra fila di palchi e cambiò nome al teatro assumendo quello di Verdi. Dopo un periodo di rappresentazioni liriche, ritornò in varietà per oltre 5 anni. Quindi l'edificio fu acquistato da Roberto De Sama, un ricco commerciante di carboni e impresario del Teatro San Carlo, che lo trasformò in Galleria Vittoria, che lo ampliò con l'installazione di un'agenzia di viaggi, magazzini di moda ed un cinema varietà. Fino al primo dopoguerra furono allestiti spettacoli di primo ordine, con Gennaro Pasquariello, Armando Gil, Elvira Donnarumma. Successivamente fu dedicato esclusivamente alle proiezioni cinematografiche, per poi diventare sede del CENI, editrice dei quotidiani Il Mattino e il Corriere di Napoli, stampati negli stessi locali. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate